Buon pomeriggio a tutti, benvenute e benvenuti. Il tema del respiro non poteva che diventare pubblico con l'ossigeno per la democrazia. Perché? Perché avvertiamo tutti questa mancanza di ossigeno, non solo in Italia ma nel mondo. Ci sono situazioni paradossali che ci cominciano ad apparire normali e questo è già sconvolgente e ci toglie appunto ossigeno. Io vorrei partire da questa realtà drammatica per dire che, almeno a mio avviso, poi Giacomo mi correggerà, la politologia ha perso il suo oggetto, nel senso che deve ricorrere a categorie strane. Voi trovate sui giornali una serie di analisi che evocano spettri e nomignoli del passato. Già ieri si è parlato addirittura di cleptocrazia. Guardate che la cleptocrazia è un disastro. C'è qualcuno che comincia a parlare di tecnofascismo, di etnofascismo, insomma, le categorie del politico rischiano di saltare. E allora ci siamo interrogati dove trovare l'ossigeno. Ed è per questo che avevo invitato Giacomo in modo da ridefinire un campo di azione e poi avevo invitato Roberta De Monticelli per fare un'analisi filosofica del problema. Ma questo non mi bastava perché restavamo sempre nel campo dell'analisi razionale. Avevo bisogno di un po' di immaginario. Perché guardate, l'ossigeno dell'immaginario è importante per la vita pubblica e per la vita privata. La vita privata c'è chi la regola con la confessione, chi con la psicanalisi, chi come vuole, ma nella vita pubblica ha bisogno di grandi racconti che ci parlino del futuro. Allora chi più di una teatrante nel senso buono, no? Che si è impegnato in questo campo, e poi Gianmarco Villalta, che tutti conoscete tramite Portone Legge, a cui ho affidato l'incarico, dico, ma la letteratura che fa di fronte a queste situazioni? Cioè vogliamo cercare conforto, e penso che Giacomo sia d'accordo con me, anche negli analisti dell'immaginario per dire se ci sono delle vie d'uscite. Forse De Martino avrebbe definito la situazione attuale come crisi della presenza. Allora evidentemente abbiamo bisogno di un riscatto, no? Di un riscatto culturale a tutti gli effetti, che può partire dalla coscienza individuale, ma che deve per forza di cose trovare un consenso nella coscienza collettiva. Quindi prendete questo balzo nell'immaginario di oggi come una sorta di rito che deve riconciliarci con la democrazia e con quanto noi possiamo fare perché essa sopravviva. Io comincerei subito dicendo al mio amico Giacomo Marramao, ma perché la politologia, che è stata, diciamo, la scienza per eccellenza, ha assorbito anche molte delle scienze sociali ultimamente, adesso è in crisi? È talmente grosso il problema che ci abbiamo di fronte. Tu come la vedi? Bene, sono intanto molto contento di essere qui in questa straordinaria iniziativa alla quale ho partecipato per molti anni, anche se negli ultimi anni per varie ragioni legate a tanti viaggi che ho fatto per il mondo, a una serie di problemi familiari, e sono stato meno presente. Ricordo proprio in questa chiesa uno straordinario dibattito che ho avuto modo di fare con un grande giornalista, Ezio Mauro, nel quale abbiamo già toccato
all'epoca una serie di questioni, Nicola le ricorderà molto bene naturalmente, una serie di questioni che riguardavano innanzitutto la funzione dell'Occidente in questo mondo. Io già all'epoca, si parla di diversi anni fa, forse tu ricordi la data proprio addirittura. 5 o 6, 5 o 6 anni fa. Io già allora incominciai ad argomentare in questi termini. L'Occidente non riesce a capire letteralmente in che mondo viviamo. Viviamo in un mondo completamente nuovo, completamente diverso da quello del passato. Questa novità è ulteriormente aumentata ed è alla base di una serie di problemi. Io comincio a dire, chi vi parla è sostenitore di una tesi che ho portato avanti in vari libri che ho pubblicato non solo in lingua italiana, ma spesso in tante lingue in giro per il mondo, cioè l'idea per la quale l'universale oggi lo possiamo comprendere soltanto a partire dalla differenza, dal concetto di differenza. Io ho usato una formula molto filosofica, no? O riusciamo a capire che ci sono presenti diverse donne che hanno fatto una battaglia su queste tematiche, no? O riusciamo a capire che la differenza è la trama ontologica dell'universale, la base per pensare e ricostruire l'universale, oppure siamo letteralmente finiti e l'Occidente, se si comporta come si comporta l'attuale presidente degli Stati Uniti oggi, no? E si comporta come il signor Trump, no? Evidentemente determinerà degli effetti a catena difficilmente governabili. Non parlo soltanto del problema delle guerre, ma parlo anche di altri problemi. La possibilità di pensare a un mondo che sia in grado di vivere tenendo insieme delle forme di vita completamente diverse. Guardate, qui abbiamo accanto un grande antropologo come il mio caro amico Nicola Gasbarro. La politica dipende sempre da una complessità di forme di vita. Il concetto di forme di vita è essenziale. Le forme di vita sono nel pianeta oggi sempre più complesse, lo sono sempre state molto complesse, ma oggi lo sono sicuramente più di quanto non accadeva in passato. È per quello che il tema della differenza non possiamo andare avanti sulla base di una logica identitaria, E qui vengo a una serie di problemi che riguardano un tema centrale poi per questo tipo di iniziativa che è vicino lontano, che è un'iniziativa in onore di uno straordinario essere umano che è stato un grande giornalista, un grande intellettuale che ha girato il mondo e che era in grado di capire le culture più diverse, questa è la cosa essenziale. E Terzani è stato sicuramente questo, no? E noi viviamo invece
un mondo che a causa di una serie di prese di posizione del paese più potente, almeno finora, o almeno apparentemente più potente dell'Occidente, che sono gli Stati Uniti d'America, no? È un paese che pensa di poter andare avanti come se il mondo fosse unificabile. Ora, parlo soprattutto a quelli più giovani, ma anche ai meno giovani che sono presenti in questa sala. No? La prima cosa che mi viene in mente è che non dobbiamo dimenticare, dopo la critica che ho già fatto all'Occidente, e l'avevo già fatta all'epoca nel dibattito con Ezio Mauro, no? Non dobbiamo dimenticare una cosa essenziale, che l'Occidente americano, gli Stati Uniti d'America, sono stati la prima democrazia della modernità. Questo non v'è dubbio, non v'è dubbio. Anche se naturalmente l'attuale presidenza che abbiamo negli Stati Uniti sembra, come dire, comportarsi in una maniera che al rovescio di quello che erano gli Stati Uniti di Lincoln, grande presidente che abolisce la schiavitù, che per quello si inserisce in un conflitto straordinario che c'era già allora e viene ucciso. Questo è un esempio degli Stati Uniti quando erano grandi, quando hanno istituito la democrazia nel senso moderno della parola, non la democrazia degli antichi, il demos greco, ma la prima, non dimentichiamo, non c'era prima degli Stati Uniti nessun altro paese veramente democratico. Guardate come si sono ridotti, guardate com'è la situazione. Questo è il primo aspetto del problema. E hanno impostato l'idea folle di un governo unilaterale, neanche l'Unione Europea gli va bene, non gli sta bene neanche l'Unione Europea, un governo unilaterale del mondo, no? È fondato essenzialmente sulla potenza, sulla logica di potenza, sul potere. Ora, la logica di potenza è una logica che nel mondo contemporaneo, e Trump questo non riesce a dirlo fino in fondo perché non ha neanche le strutture, come dire, né culturali né mentali per poterlo fare, lo sto dicendo in maniera drastica, no? E non riesce ad andare avanti in questa forma per la semplice ragione che il vero potere oggi non risiede come dire, nei luoghi del potere, come può essere anche il potente più grande come il presidente degli Stati Uniti d'America. È un potere, badate bene, che quello della Casa Bianca, quello dei luoghi del potere, un potere che oggi conta soltanto in minima parte rispetto a quello che sta accadendo nel mondo. Se non capiamo questo non capiamo niente altro, no? E guardate bene, qui entra in campo un problema che io trovo legata poi alla grande novità che è emersa. E le nuove tecnologie, le tecnologie della rete, con tutto quello che viene fuori dalle tecnologie della rete, i condizionamenti che le tecnologie della rete sono in grado di determinare sul mondo.
potere molto più forte di quello di Trump, Chiudi. molto più forte. Oltretutto Papa Leone XIV è primo papa statunitense americano della storia. Quando è stato attaccato da Trump gli ha risposto con grande coraggio e sottigliezza, in maniera asciuttissima: non ho nessun interesse di dibattere con il signor Trump. Per questa stessa ragione mi è capitato di scrivere recentemente per il settimanale L'Espresso un articolo che finisce con la proposta: perché dopo che Trump ha detto datemi il Nobel perché sono l'uomo, il presidente della pace, accidentaccio, diamo il Nobel al Papa attuale e non a Trump. Diamo il Nobel al primo Papa americano della storia che ha avuto il coraggio, di affrontare l'uomo più potente della terra, che è il presidente del suo paese di origine, degli Stati Uniti d'America. Oltre alla rete, alle tecnologie della rete, l'altro problema che emerge... Possiamo tornarci dopo. Non ho capito. Possiamo tornarci dopo, dico. Sì, ci possiamo. Le altre tecnologie che emergono, e qui mi fermo e ci ritorniamo dopo, sono le nuove tecnologie non solo le tecnologie del digitale che anche i ragazzi oggi conoscono, ma sono le tecnologie legate alla... Tu lo sai meglio di me. L'intelligenza artificiale. Appunto, la AI, no? L'intelligenza artificiale. Sono delle tecnologie che vanno oltre l'idea di potere che era stata elaborata da un grande studioso molto alla moda fino a qualche anno fa, cioè da Michel Foucault, che diceva il potere non è una pura forma di dominio e dà sempre la possibilità di dire di no. Il potere, non essendo una pura forma di dominio, ci dà la possibilità di ribellarsi, dire di no. No, noi abbiamo un potere completamente diverso con queste nuove tecnologie. Un potere che modella l'anima, determina i desideri, determina le inclinazioni e determina anche tutte quante le forme, come dire, di vita che le nuove generazioni hanno. Quindi non ci permette di dire. E quindi, ecco, appunto, come vedete, uno scenario completamente diverso, è un potere che determina una nuova forma di fascinazione, che induce una servitù volontaria. Noi diventiamo servi del potere senza neanche rendercene conto. Mi fermo qui e riprendiamo dopo. Prego. Bene, credo che questa introduzione ci mette subito dentro il dramma di oggi, e cioè che non esiste democrazia se non esiste differenza. Oggi la negazione della democrazia passa tramite la negazione e il rifiuto delle differenze. Questo mi pare un nodo centrale antropologico. Esatto. Bene, avrei dovuto passare la parola ad una filosofa, Roberta De Monticelli, la quale mi ha scritto una lettera di questo tipo che vi leggo.
Caro Nicola, sono felice che in una maniera o in un'altra siate riusciti ad avere Ferraioli al festival. Invece ti prego di accogliere con indulgenza quello che sto per confessarti. Il tema del dibattito che dovrebbe coinvolgermi mi è in questo momento non solo estraneo ma perfino ostico. Sono col cuore mille miglia lontano da questo nostro paese, incanaglito e sconfitto nella parte più nobile della sua anima. Purtroppo è un mio grande limite, ma funziona così. Se non è indipendentemente dal mio volere qualcosa, un amore, uno sdegno, un'idea ad accendermi la mente, il mio cervello è fermo, impedito e muto come quello di un demente all'ultimo stadio. Ho la mente altrove. Venire in quel quadro sarebbe solo una sofferenza. La mia unica scusante è che non te l'ho mai nascosto. Sono ora qui agli unici brucianti istanti di una delusione dolorosissima, rinunciare al viaggio in Palestina che doveva prendermi in partenza lunedì. Voglio per la pace una via mandeliana, fine dell'occupazione dell'apartheid, libertà per tutti dal fiume al mare. Voglio studiare l'anima di quel pensiero. Io non ho desistito e gli ho scritto questa lettera. Carissima, ma è proprio quello che vorrei che tu venissi a dire qui. La politica e la politologia sono in crisi di fronte ad una umanità violata, ce ne ha parlato l'anno scorso, che reinterroga anche la filosofia e la radicalità del pensiero. Lo sdegno può anche portare ad un'idea che non abbiamo o far nascere un amore sociale di cui tutti abbiamo bisogno. Forse hai ragione tu, occorre un nuovo vincolo forte, forse anche una caritas, il Papa, che Agostino chiamava amor publicus. Possiamo rinunciare anche a questo amore che guida le ortopratiche della vita e diventa oggi anche una sfida del pensiero? Abbiamo tutti la mente altrove. Da bravi antropologi di una morente postmodernità, ma dobbiamo fare anche un viaggio di ritorno nei tristi tropici del nostro tempo, che sembra anticipare solo la fine. Dopotutto anche l'Apocalisse è una visione ed insieme una vertigine. Non a caso nel dibattito che considero ancora nostro ho aggiunto interlori capaci di parlarci di immaginario, inteso come campo del possibile e del pensabile. Ti prego di ripensarci solo per questo sbocco che è strutturalmente filosofico. Se poi sei già partita verso l'anima di un altro pensiero, puoi sempre raccontarci la tua esperienza in diretta. In ogni caso, grazie a tutti noi di vicino e lontano che ti vogliamo sempre bene ed un abbraccio alla tua grande anima. Io non so dove sia Roberta De Monticelli oggi, se in Palestina o in Italia, ma certo questa crisi del pensiero ci tocca direttamente ed è il motivo per cui io veramente con devozione, devo dire, sono andata in cerca di amici che potessero portarci al di là del guado, al di là della ragione e forse anche oltre l'utopia. Per cui chiederei, prima a te e poi a Gian Mario, di darci, come dire, l'idea di qualcosa che si può fare o che ci fa pensare in maniera diversa. Da tempo il teatro è stato, almeno dalla Grecia in poi, un grande correttore di democrazie. Mettiamola così. Il luogo principe della democrazia in quanto Io incontro. ricordo che il teatro è nato in Atene proprio in un momento democratico per dire la tragedia, per dire guardate che se continuiamo su questa strada la fine sarà vicina. Quale strada non dobbiamo percorrere? Lo chiedo ad un'attrice di teatro. Allora, io se mi permetti questa risposta la darei nella seconda parte,
perché avevo preparato apposta per questa circostanza, per questo contatto che io considero anche molto teatrale. C'è chi ascolta, chi è venuto apposta per ascoltare, e c'è chi espone un pensiero con l'intento, che è l'intento da sempre del teatro, di non dare risposte, ma di lasciare domande. Domande che agiscano, domande che producano poi azioni, pensieri e poi azioni. Quindi, se mi permetti, cercherò di essere breve. Ho fatto anche già dei tagli a questo mio pezzo dedicato apposta a Vicino e Lontano, e immaginandomi un futuro, mi avvicino al leggio, perché almeno così ho una mano libera, 2 mani forse libere, immaginando un futuro che appunto prima Villalta mi diceva, beh, non è proprio un futuro distopico, noi siamo già in quel futuro di cui abbiamo il terrore. Io ti do anche ragione, in effetti noi stiamo vivendo già un'inquietudine per la spersonalizzazione, per la mancanza del soggetto, della soggettività e del senso della comunità che agisce insieme e che respira insieme. E vado a proporvi questo mio immaginario. Mettiamo un luogo, Udine. Immaginiamoci appunto in un 2056. Io mi chiamo, non ha importanza, qualunque nome è possibile, perché i nomi nel 2056 non sono importanti, sono diventati dei dati e quindi i dati appartengono alla piattaforma. Mi chiamo, quindi potete chiamarmi utente verificata. Sono qui stasera perché mi è concesso uno slot espressivo, sono pochi minuti, approvati però dall'algoritmo di coesione sociale. L'argomento, ovviamente, la democrazia. Categoria? Nostalgia storica. Livello di rischio? Basso. Perché parlare della democrazia nel 2056, no, non è più pericoloso. È semplicemente inutile. Come parlare dei telefax, vi ricordate? Dei sindacati o anche delle api, quelle cosine piccoline che producevano. Vi ricordate? Qualcuno forse si può ricordare. Cose che facevano il loro lavoro, che erano efficaci e che sono sparite lentamente, non subito. Nessuno ha sentito il rumore della loro dipartita. Quindi 30 anni fa, eravate voi o i vostri genitori o qualcuno che conoscevate, 30 anni fa c'era un festival a Udine, si chiamava Vicino Lontano e il tema di quell'anno era il respiro. Respirare insieme, dicevano. Recuperare il pensiero del respiro o il respiro del pensiero. Sapete, vi ricordate, no, qualcuno forse, quel tempo lento, profondo, vitale? Ma poi vi racconto com'è andata, non all'improvviso, piano piano. Prima i contenuti sono diventati più corti, poi anche i ragionamenti, le frasi, poi le pause tra una frase e l'altra. Uno studio pubblicato nel 2031 diceva che il 74% dei cittadini non riusciva a seguire un discorso politico di più di 4 minuti senza controllare il telefono. Nel 2035 i partiti hanno adeguato i programmi elettorali, niente più di 90 secondi per concetto. Nel 2038 qualcuno ha proposto di abolire i programmi elettorali del tutto perché tanto nessuno li leggeva o li ascoltava. La proposta è passata con il 68% dei consensi. Era stata votata con un'app
con un cuoricino. Poi è sparita la fiducia. Anche questa è lentamente come l'acqua che evapora dal bicchiere. Non la vedi andare via, ma a un certo punto il bicchiere è vuoto e ti chiedi: ma quando è successo? I partiti si sono frammentati, poi si sono riuniti, poi si sono riframmentati, poi si sono fusi con aziende private, perché le aziende private avevano i soldi e i partiti avevano i voti. Sembrava un buon accordo tra tutti e due. Si chiamavano GovCorp, il logo era molto molto bello, minimalista, era una foglia o forse, non so, una freccia, o entrambe le cose, dipendeva dal punto di vista da dove le guardavi. Il loro slogan era: noi lavoriamo per te. Oh, in effetti lavoravano, solo che te non eri più il cittadino, eri l'azionista. Ma la differenza, dissero, era proprio sottile e la comunicazione era eccellente. Poi nel frattempo, come si diceva, l'intelligenza artificiale aveva cominciato a scrivere le leggi, prima solo quelle tecniche, poi anche quelle normative, fiscali e via così, sanitarie, cose che nessuno comunque leggeva. Quindi fu approvata in Parlamento con un applauso la prima riforma costituzionale, redatta interamente da un sistema automatico. La cosa più strana, qui vi chiedo un momento di attenzione, perché questa forse è la parte che ancora mi fa stringere il petto. La cosa più strana è che non c'è stato un colpo di Stato, non c'è stata la bomba atomica, nessun carro armato, nessuna mascella prominente e l'uniforme stirata. È finita come finiscono i matrimoni lunghi, con l'abitudine, con la stanchezza, con il dire sì, ma tanto cambia poco, una cosa all'altra. Una volta, poi un'altra, poi ancora, finché un giorno ti svegli e non ricordi più com'era quando ci credevi davvero. E il respiro. Il respiro. Vi ricordate? Qualcuno di voi si ricorda? Quella cosa di cui parlavano a Udine nel 2026? Il respiro è diventato una metafora di lusso. Perché? Perché anche respirare lentamente richiede tempo. Il tempo è la risorsa più scarsa del pianeta, più dell'acqua, più del litio, più dell'attenzione. Tutti corrono, tutti fremono, il feed scorre, le news scorrono, le opinioni scorrono veloci, le crisi scorrono, le guerre scorrono. Le vedi? Tra una pubblicità di scarpe e un video di cucina? Poi scorrono via. E il feed continua e tu continui, il mondo continua in questo eterno presente, senza memoria, senza progetto. Respirare insieme. Ma insieme a chi? Nel 2056 le persone trascorrono in media 6 ore al giorno nelle interfacce immersive. 6 ore in mondi dove tutto è personalizzato, pensato per te, dove non incontri mai nessuno che la pensa diversamente, dove la realtà è sempre d'accordo con te. E quando poi esci, quando torni nel mondo fisico, con le sue contraddizioni, i rumori, la gente complicata, ma ti sembra stonato, è tutto disturbante, non ottimizzato. Quella capacità, la democrazia, che cosa richiede? Richiede la capacità di sopportare chi la pensa diversamente da te. Non solo tollerarlo, proprio sopportarlo, sederti vicino, ascoltarlo e poi magari anche cambiare idea. Quella capacità senza l'esercizio si atrofizza,
come un muscolo che non usi, come i polmoni di chi ha smesso di camminare all'aria aperta. Concludo, vado verso la conclusione con dei tagli. Il mio slot espressivo sta per scadere, l'algoritmo mi ha già mandato una notifica. 3 minuti per il termine della sessione. Vi lascio una sola cosa. 30 anni fa a Udine qualcuno ha scelto come tema del suo festival la parola respiro e ha detto: dobbiamo chiederci cosa significa respirare insieme in una società che tende a isolare, a spezzare, contrapporre. Avevano ragione, avevano visto giusto, avevano capito che il problema non era là fuori, nei tiranni, nelle crisi, nelle guerre. Il problema era qui. In una società che tende a isolare, spezzare, contrapporre, e avevano ragione. La democrazia non è un edificio, è una pratica respiratoria. Va eseguita ogni giorno, con fatica, sì, ma con gli altri. Anche quando fa male, quando l'aria non è pulita, anche quando il vicino respira troppo forte e ti dà fastidio. Ma voi siete ancora in tempo, io vi osservo da 30 anni nel futuro, io vi osservo e vi dico: siete ancora in tempo. Allora facciamo un esercizio tutti insieme. Tutti insieme, veramente. Inspiriamo. Tratteniamo, espiriamo e poi vi prego, fate qualcosa di scomodo. Bravissimi, bravissimi. Forti. Grazie Tiziana. Gianmario, è la letteratura? La letteratura. La letteratura fa come tutto il resto, cioè le differenze diventano buone ragioni di marketing e l'obiettivo di arrivare a chi sarà il fruitore o il consumatore, ormai non più differenziati, è quello di essere più efficaci, più rapidi e più veloci nell'incassare un risultato. Più o meno l'orizzonte è questo, però prima di queste 2 o 3 cose poi ci arriveremo anche a quella che per me è un modo di stare dentro questo mondo. C'è un fatto, partiamo da molto lontano rispetto a quello anche che ho sentito adesso, cioè i cacciatori raccoglitori, quando cominciano a diventare agricoltori, dai resti che abbiamo delle ossa, scopriamo che vivono molto peggio. Una volta che diventano agricoltori, vivono molto peggio di prima. È una vita molto più faticosa, è una vita che rompe le ossa, proprio tecnicamente consuma, è una vita. Però cosa hanno in cambio? Hanno in cambio la sicurezza. Esatto. Che ha la sua etimologia in sinecura. Basterebbe fermarsi qua. Quanto quello che noi chiamiamo democrazia, in realtà lo intendiamo sinecura. Cioè che gli altri facciano per noi e facciano bene, in modo di darci l'uguaglianza, di darci quello che in fondo sarebbe bello dividere tutti quanti e condividere, eccetera, e noi sine cura stare nella nostra sicurezza. Purtroppo il mondo non può funzionare così e così non funziona. Tenendo conto che, a proposito di quel che si diceva prima,
Uno dei capi di queste enormi, è stato accennato dal professor Maramao, questi enormi centri di potere che sono quelli che governano gli algoritmi, insomma, no? A un certo punto, a proposito della campagna elettorale di Trump, convocato, no? A un certo punto dice: sì, ma voi consultate, avete dei consulenti che sono indietro con il pensiero, sono ancora come quelli che dicono cosa facciamo, no? Come vendiamo la Coca-Cola, come facciamo a vendere la Coca-Cola? Vendiamo la Coca-Cola al cinema, bene, allora facciamo comprare i popcorn che gli fanno sete, mettiamo la ragazza seminuda, no? Che bella fresca che attira con quel modo lì, facciamo un jingle che sia accattivante, facciamo, no, all'interno, poi proiettiamo i 5 secondi di commercial, no? In modo che, dice, ma questi sono indietro. Cosa facciamo noi? Per vendere la Coca-Cola al cinema, noi alziamo il riscaldamento del cinema. Gli viene sete e bevono e gli vendiamo la Coca-Cola. Cosa stava dicendo? Quello che succede ormai nella rete, quello che succede normalmente nei social, quello che succede nel mondo della comunicazione politica, alla quale siamo chiamati come, come clienti, come customer. Succede che viene surriscaldato il discorso in modo tale che io non possa più avere un interlocutore ma solo un nemico. Un altro conoscitore del mondo del web dice: nel web che fai tanto di entrare anche un po' vegetariano, dopo un po' diventi vegano. Perché il sistema è quello di un mondo che chiaramente sta talmente sopra le nostre teste, almeno sopra la mia, che faccio fatica io veramente, ecco cosa dovrei dire, faccio fatica a capirlo. Leggo continuamente, cerco di informarmi continuamente, come si dicevano ancora, leggo anche i filosofi, eccetera, ma faccio fatica a capire perché quest'uomo, per esempio, ogni 3 giorni cambia parere di una cosa che rimane lì e come tutte le altre, come quella dell'Ucraina, come quella di Gaza e di Israele, eccetera, si cronicizza. Come si cronicizzano la maggior parte dei nostri disagi e per noi è normale con la continua promessa che verranno risolti. Perché siamo chiamati chiaramente a fare qualcosa, la grande illusione secondo me di cui stiamo parlando, io stesso sto parlando oggi, è quella di poter recuperare la democrazia rappresentativa o democrazia liberale, insomma la nostra forma conosciuta nel dopoguerra di democrazia, quella che rappresentava politicamente noi stessi dal punto di vista di quello che eravamo. Noi siamo, chi sono io? Vai a vedere il reddito, la cultura, le relazioni, eccetera, c'ho qualcuno che rappresenta per quello che sono. Cioè c'è un mandato, no, da mio nella vita e della politica nei miei confronti. Secondo me questo non succede più perché succede in realtà che noi scegliamo, indipendentemente dalla nostra condizione vera, indipendentemente dalla nostra situazione vera, scegliamo qualcosa che ci piace di più di un altro, di un'altra cosa, una versione del mondo che ci piace di più in relazione al fatto che in fondo, soprattutto contro gli altri e soprattutto con un'idea che i diritti miei, che devono essere assoluti, devono diventare anche i doveri di tutti gli altri, più o meno così. Una versione che sta diventando sempre più vera, che è quella sempre lo stesso personaggio di prima, quello del riscaldamento, diceva, un lapsus gli è scappato un lapsus, diceva: io vedo quello che credo. Non credo in quello che vedo, che era la nostra vecchia, no, disvelamento della filosofia. Io no, vedo quello che credo e stiamo arrivando a questo punto un po' tutti. Allora, al di là di quello che è senz'altro importante, siamo fatti di cultura di fatto. Però, e arrivo al dunque rapidamente, quello cui sto un po' lavorando a modo mio nell'ambito della poesia e in cui sto lavorando invece da tanto tempo nell'ambito della vita, da un lato tornare, se possibile, ancora più indietro della cultura.
cioè tornare a cosa succede quando veniamo al mondo, tornare a come si apprende quella prima fase, capire cosa ci si può dare, tenendo conto che la generazione, il fatto che veniamo messi al mondo, che crepiamo, è la cosa più importante che ci fa ancora essere umani, e che rispetto a quello abbiamo un'altra cosa che è il linguaggio, sul quale di nuovo dobbiamo continuare a riflettere e ricominciare a riflettere su di che cosa parliamo quando parliamo, più o meno, no? Di cosa parliamo quando parliamo d'amore, diceva il romanziere, anzi autore più che altro di racconti, ha scritto un unico romanzo che è anche andato malino. No? Dice, di cosa parliamo quando parliamo? Cioè, è così importante che noi cerchiamo di afferrare per forza con sempre nuovi neologismi, no? Fa ridere sempre nuovi neologismi. Il neologismo da per sé dovrebbe essere nuovo, noi abbiamo sempre nuovi neologismi, no? Per afferrare un mondo che in realtà ci sfugge. Allora, cercando di radicarsi nel chiederci da dove viene la nostra facoltà di parlare, ma soprattutto da dove viene questa relazione fondamentale che ci lega nel linguaggio, poi ve la farei lunga e mi fermo qua. L'altra è, ricordiamoci che questa lingua è radicata in un corpo, oltre che, no, è curioso perché la parola è un artefatto e viene fatto, a proposito di respiro, con due sistemi che sono quelli che ci permettono di vivere, quello masticatorio e quello respiratorio. E quindi da questo corpo dobbiamo partire e siamo dove siamo, chi siamo e dove siamo. E allora finalmente quello che cerco di fare da tanti anni, pensare, lo invitavi tu a stare scomodi, però a non stare in sicurezza, ma prendersi un po' di fare qualcosa dove si vive, cercare di cambiare dove si vive le cose, ma di fare qualcosa con gli altri, di mettersi in relazione. È una rottura di palle infinita, perché vuol dire sopportare tante cose, vuol dire sbagliare, vuol dire fare delle cose che... Ma questa è una cosa che potrebbe essere, perché i grandi discorsi per cambiare il mondo, quando restano discorsi e poi tutti a fare lo spritz, secondo me hanno ormai una è una musica che sta finendo, ecco, una musica che sta finendo, che sta rendendo sempre più scontenti tutti. Non abbiamo facoltà, e questo, professore, lo stava dicendo lei, insomma, rispetto ai grandi sistemi. Stavo concludendo dicendo che, no, se non mi sbaglio, che crediamo di scegliere, siamo contenti di essere al servizio. Cioè questi sistemi ci mettono al loro servizio, i grandi algoritmi, adesso sempre più con l'intelligenza artificiale, ci mettono al loro servizio e noi li nutriamo dei nostri dati, li nutriamo di conoscenze, tutto quanto, e in cambio paghiamo. Ecco, rispetto a tutto questo noi direttamente sul sistema non possiamo fare, credo, non possono più neanche gli stati sovrani, stati sovrani per modo di dire, perché non possono dire ba a Google, non possono dire ba a Meta. A questo punto io direi, teniamoci nel raggio d'azione della nostra vita legata a un luogo, legata a delle relazioni, e stiamo scomodi, sì scomodi, però bisogna tirare su un po' dalla sedia e darsi da fare a fare qualcosa. Grazie. Grazie. Grazie mille. Ma io volevo riprendere un po' con Giacomo un discorso un po' che abbiamo già fatto in parte. E cioè, perché, faccio la domanda in termini brutali, poi spiego, perché le religioni, che sono il massimo dell'immaginario da un punto di vista umano, no? Oggi sono più al servizio, virgolette, di una repressione invece che al servizio della liberazione? Mi spiego. Noi abbiamo visto che Trump viene giustificato dalla sua religione, viene sonnato dalla sua religione. Netanyahu manca a parlarne. Cioè il mito della terra promessa, no? Che era un mito rivoluzionario,
è diventato un mito conservatore. Ma allora, se le religioni hanno avuto questo potente movimento, penso Sì. al messianismo africano, al postcolonialismo come nuovo messianismo del mondo, tu dici, se capiamo le differenze riusciamo meglio a capire il mondo. Sì. Beh, però questi movimenti ci sono stati, hanno prodotto anche, Sì. hanno allargato i sistemi democratici, alcuni li hanno persino prodotti, non penso solo a Frantz Fanon, penso proprio anche ai movimenti senza terra dei brasiliani, per esempio. Ecco, secondo te è possibile pensare ad un messianismo umanistico che ci... A un Messianismo umanistico, messianismo umanistico. cioè non ad un Dio che torna all'Heidegger, quello non mi interessa, forse manco lo voglio, ma agli uomini che pensano di costruire un nuovo messaggio, in questo senso mettono in moto un movimento messianico, perché mi pare che forse non è un modo per utilizzare l'immaginario religioso anche per entrare contro l'uso, virgolette, attuale e reazionario della religione. Bene, grazie della domanda. E il problema che poni è un problema, a mio parere, cruciale, cioè messianismo umanistico. Io dico due cose, che quello che è accaduto a Gaza crea dei problemi enormi. Scusa, ti interrompo un attimo su questo. Ci riesci a sentire? No, ti interrompo un attimo. Ah, scusami. Gaza è stato l'oggetto dell'anno scorso. Quest'anno lo volevamo evitare, ma non ci siamo riusciti. Sì. Il problema è che Gaza è diventato un modello, Sì. è diventato un prototipo dei reazionari del mondo. Allora, con tutto l'aiuto delle religioni, ecco certo. perché ti ponevo il problema. Certo. Allora, è possibile superare, virgolette, immaginandosi un altro tipo di religione e andare contro questo uso? Sì, però prima, la prima Anche cosa... perché lui diceva, No. prima credevamo nelle cose che vediamo, adesso vediamo, cominciamo a vedere una nuova religione, una nuova Allora, fede. tra tante le cose giuste e buone che sono state dette, rimane però da capire che cosa effettivamente è accaduto, quali sono le dinamiche in virtù, a causa delle quali come dire, il ceto, diciamo, non soltanto politico, ma il ceto storico, quindi il popolo addirittura, che storicamente ha subito la Shoah, oggi ha potuto compiere questo a Gaza. Allora, io devo leggere una frase di un grande autore ebreo, Edgar Morin, francese ma di origine ebraica, e quindi che ha scritto una cosa molto importante, cioè in un articolo pubblicato sulla Stampa il 24 gennaio del 2024, no? Dove ha parlato di una tragica lezione della storia e ha scritto la seguente cosa. Lui, ebreo proprio di famiglia ebraica, grande intellettuale, grande scienziato, grande umanista al tempo. Grande europeista. La bellezza di beato lui, 104 anni, 104 anni, sono contento per lui, l'ho conosciuto molto bene, sono stato in qualche modo uno dei suoi interlocutori, e ha scritto la seguente cosa: i discendenti, e lo dico anche per i giovani che sono qui presenti, i discendenti di un popolo perseguitato per secoli dall'Occidente cristiano
e poi razzista, cioè dal fascismo e dal nazismo, possono diventare al tempo stesso i persecutori e il bastione avanzato dell'Occidente contro altri popoli. Sembra lo scenario che con Netanyahu adesso abbiamo, detto da un grandissimo intellettuale di origine ebraica. Il problema che qui si pone e che tu ponevi adesso e che a mio parere va al di là del discorso che possiamo fare anche antropologicamente, è il seguente: la democrazia non è soltanto, non può essere più soltanto una forma di governo, ma deve essere una forma di vita. La forma di vita deve determinare le possibilità per coloro che vivono in una società democratica di poter sviluppare le proprie aspirazioni, le proprie speranze. È per questa ragione che io prima ho detto che ho accennato che il tema delle forme di vita è centrale. Cioè anche per riprendere quello che Tiziana Bagatella prima ha detto, ci può essere una forma di vita democratica senza 4 dimensioni che per me filosofo sono veritative, no? Arte, scienza, amore e politica fatta in base alla giustizia. Se non ci sono queste 4 cose, non è democrazia. Non è democrazia, è una forma di governo che, anche se si autoproclama democratica, determina effetti negativi. Dico, sono o non sono democratici, tra virgolette, i paesi come gli Stati Uniti e anche altri, anche alcuni europei, che ci dicono: ma nuove generazioni, vi dobbiamo informare di una cosa, cioè su cosa sarà il prossimo scenario delle guerre, no? Di quello che si apre nei prossimi conflitti bellici. Badate me l'hanno detto alcuni esperti proprio di geopolitica. Dei conflitti bellici, delle guerre condotte non più da umani ma da robot, e velivoli senza piloti, velivoli di guerra senza piloti. Vi rendete conto lo scenario che viene? È già tutto vero. È già tutto attuale. Come? È già tutto vero. È già quello che sta accadendo, è quello che già sta accadendo. E dobbiamo ribellarci davanti a queste cose. E allora ritorna il problema che la salvezza della democrazia sta in alcune cose. Evitare quello che io chiamo uno dei mali della nostra epoca, il trend di decostituzionalizzazione. Una democrazia priva di Costituzione, priva di rispetto di una Costituzione fondata sulla libertà e la giustizia. C'è stato anche Ferraioli qui da voi, no? Lui è un giurista che è esperto di questa cosa. Se non c'è il nesso libertà-giustizia che tiene insieme una democrazia, questa democrazia non è più una forma di vita, ma è una pura forma di governo. Questo è il punto. Certamente la democrazia, altro tema importante, per la sua salvezza non può esistere senza libertà di opinione e dunque senza libertà di parola e di stampa.
e che questa libertà di parola e di stampa non sia condizionata dai potenti. Questo è l'altro punto. Non sia condizionata, perché sulla carta c'è libertà di stampa, ma se i potenti la condizionano, i proprietari dei giornali la condizionano, se chi governa la televisione condiziona la libertà di comunicazione, non possiamo parlare in senso proprio di democrazia. E quindi il punto ritorna sulla cosa che dicevo all'inizio, scusate, del tema della vita, cioè dobbiamo ripensare a una democrazia che si fondi su quelle quattro forme, arte, scienza, amore e politica. Amore in senso non retorico, legame tra l'io e l'altro, l'io e l'altra, altrimenti non abbiamo una società che è in grado di sentirsi vitale, in grado di vivere e non soltanto in grado, di rabberciare qualcosa e dire forse riesco a fare questo, non fondata sulla carriera, non fondata sulla idea del io imprenditore di se stesso, che è la realtà degli individui negli Stati Uniti. Ognuno si pensa imprenditore di se stesso e va avanti così. È una cosa che non può andare avanti, no? Allora io penso che da questo punto dobbiamo iniziare per arrivare a una, secondo me, a quella che io ritengo l'unica maniera. Le cose non vengono regalate in questo mondo conflittuale di prepotenti. Le cose non vanno regalate e occorre in qualche modo essere giovani e meno giovani, pronti a combattere una battaglia per la libertà, perché nella storia i progressi sono stati fatti solo attraverso delle dure battaglie per la libertà. È meglio farle che non restare sonnolenti. Grazie della vostra attenzione. Anch'io devo dire che sono convinto che non esiste democrazia non solo senza arte, io aggiungerei senza bellezza e oserei dire persino senza grazia. Allora il problema è come cercare di ricostruire un mondo in cui si abbia il gusto della bellezza e il gusto della grazia. Tu che pensi, Giacomo? Come facciamo? Allora, pensiamo a una cosa molto semplice, no? Insieme a tutti quanti i mezzi di intermediazione, cioè i sistemi di intermediazione, è sparita anche la critica. Pensate, no? La critica letteraria, la critica anche teatrale, no, non è più critica, è qualcosa che è funzionale, sta da una parte o dall'altra. Certo. Non esiste più, o è una stroncatura per ragioni Ma di non fonte, ci sono neanche gli spazi. Per ragione commerciale. Allora, proprio 15 giorni Dicono fa, i giornali. 15 giorni fa ero alla Fondazione del Corriere della Sera per una conferenza. Allora c'era Paolo Di Stefano, che è quello che ha la pagina anche culturale, e citava i grandi nomi, Montale, Zanzotto, no, che avevano appunto l'Elzeviro settimanale o mensile, la pagina del Corriere. Dice adesso i poeti, non ci sono più. La mia domanda era, sì, è difficile capire se è colpa dei poeti o se è colpa del Corriere.
Ma non era una battuta, l'hanno presa per la battuta, molti si sono messi a ridere, ma non era una battuta, nel senso che come sono andate le cose è difficilissimo ricostruire, perché è facilissimo dar la colpa a qualcun altro, no? Però a un certo punto le stranezze che ha prodotto la critica letteraria e le stranezze che ha prodotto la letteratura, anche quelle, pensando, no, che qualsiasi cosa si potesse dire, si potesse fare. Purtroppo ci sono dei limiti antropologici, limiti che sono quelli della nostra comprensione delle cose e della nostra capacità di immaginare. Purtroppo, venendo meno anche in democrazia la possibilità di intermediazione, e i discorsi che facciamo poi tra di noi, se restano discorsi, non gliene frega niente a nessuno, perché non c'è nessuno che li riporta a un livello più alto. Il sistema dei vecchi partiti che sono stati spazzati via, forse in bene, non lo so, però era quello di cui parlavi, no? Ciò di cui tu parlavi all'osteria o nella sezione del partito del paesetto, no, ultimo, che fosse di un partito o che fosse dell'altro, pian piano in qualche modo o avanti o indietro o loro convincevano te o tu lanciavi un segnale a loro, quelli più in alti c'era una qualche relazione. Comunque tutto questo costituiva una specie di discorso comune condiviso. Comunque sempre c'è chi decide anche per altri. Comunque c'è chi capisce, cioè il fraintendimento è la parte fondamentale della comprensione. No, cioè, del linguaggio. no, diceva un grande Nietzsche diceva che no, se non ci fosse il fraintendimento non ci sarebbe neanche la comprensione. Però il discorso oggi, da questo punto di vista, è quello che, quando si parla di forme di vita, è la difficoltà di ripensare che il noi viene prima dell'io. Dei quattro principi che io trovo sanissimi, metterei però prima di tutto l'amore, ma non come sentimentalismo e non come pensiero generico, come ciò che costituisce il noi, perché in quella forma essenziale della generazione c'è il rapporto umano e umanamente fondante, forse una religione nel senso nuovo, cioè nel senso che si fonda su qualcosa che veramente resta un mistero. Perché il problema della religione, no? Se no ha ragione Hegel, è finita. Semplicemente siamo persi dei pezzi. Semplicemente abbiamo goduto, dopo Hegel, che ha detto la religione è finita, abbiamo goduto del ritorno di quelle parti del mondo che dovevano ancora esaurirsi. Ma adesso è finita, il mondo è esaurito. Gli animali sono contati. Gli animali del mondo sono contati. Il mondo è esaurito da quel punto di vista. Possiamo contare soltanto su una ripresa dal fondo di ciò che è umanità, dal fondo di ciò che crea l'umano. E secondo me da quello può nascere anche qualcos'altro, ma è un lavoraccio da fare. Un lavoraccio da fare, bene. Allora, Tiziana, una domanda brutale, mi devi rispondere secca però. Io capisco questo discorso sull'amore, ma mi ricordo molto il concetto di fraternità della rivoluzione. Purtroppo i costituzionalisti hanno parlato alla libertà, soprattutto, un poco all'uguaglianza e per niente alla fraternità. Ma Tiziana, secondo te è più bello l'uguaglianza o più bella la libertà? Secca. Voglio una risposta secca. Porco, cosa può portare di più alla bellezza? O più bella la libertà? L'uguaglianza è quella che genera la libertà, mi verrebbe da dire. Mi basta questo, benissimo. Grazie. Va bene, a voi. Sono previste domande? Il succo del discorso, abbiamo tempo per qualche domanda? Tecnici? Qualche domanda veloce però, senza fare un controdibattito. Da quello che ho sentito da voi sembra urgente che il mondo cambi. Le cose che dice l'uomo più potente del mondo sono state giudicate qui inaccettabili, ma in questi dibattiti gli amici di Trump non ci sono. Quindi sembra che ci sia un pezzo di mondo che discute fra di loro, diciamo così, di queste cose importanti, di questa necessità di rivoluzionare tutto,
ma che questo dibattito non raggiunga chi ha il potere. Quindi si pone il tema, accettando tutte le cose fondamentali che sono state dette, del potere. Chi è che può cambiare? Chi fa la rivoluzione? Le do ragione. Le do ragione, non gli interessa niente, non ha bisogno. Non sono qua, non vengono perché non hanno bisogno, perché gli va, funzionano benissimo senza. Quella cosa lì è finita. Cioè è finita. Adesso allora io non credo tanto la rivoluzione, non so neanche bene cosa possa essere, però cambiare le cose dipende, io resto sempre così, molto meschino, molto legato alle cose di ogni giorno, insomma. Cambiare secondo me è possibile invece, ma dobbiamo cambiare noi. Cioè non è che noi siamo già perfetti e sono gli altri, perché rientriamo nella stessa logica. No? Non sono qua loro, è tutta colpa loro che non sono qua. Facile mi sembra un po'. In realtà questa logica che abbiamo portato fin qua a un certo punto potrebbe anche cambiare, da dove cominciare a fare in modo che la nostra parte di vita non sia più invasa, non sia più occupata. Posso aggiungere una cosa di carattere sistemico? Penso che tutti sappiate che il 5% del mondo ottiene il 50% della ricchezza mondiale. Tutti gli altri ottengono l'altra metà, il 95%. Ma secondo lei chi fa parte di quel 5% ha interesse a venire qua? Evidentemente una controtendenza può nascere da una coscienza di chi si sente appartenere a quel 95%. E siccome noi ci stiamo tutti dentro, ecco perché ci ritroviamo qua. Il guaio è che siamo ancora troppo pochi per rappresentare il 95%. E questa è un'esigenza sistemica, il cambiamento è diventato un'esigenza sistemica. Come diceva Ferraioli ieri, o facciamo così oppure addio, abbiamo perso su tutto e moriremo tutti. È diventata un'esigenza sistemica la sopravvivenza della bellezza, ma voi ci pensate alla controcultura italiana? E soprattutto dobbiamo chiederci veramente se non vorremmo essere al posto degli altri. Bravo, bravo. Soprattutto dobbiamo chiederci perché non vogliamo essere al posto degli altri. Questa mi pare un'ottima osservazione. Credo che da questi discorsi è nata un'esigenza che dobbiamo comunque aver più cura della democrazia come res publica, come cosa pubblica, perché assistiamo a una serie di privatizzazioni generali ed aver cura significa impegnarsi continuamente con il pensiero, con la ragione e con l'impegno sociale. Ma soprattutto, e qui concludo con la stessa parola con cui ho concluso la presentazione del festival quest'anno, ma soprattutto perché avere cura è il contrario del me ne frego. Buona serata.